Al palazzo che rappresenta la regione per quanto riguarda la provincia di Varese per chiedere alla Regione Lombardia di intervenire su le sanzioni che stanno arrivando a numerosi cittadini, particolarmente pensionati e disoccupati, in merito ai ticket sanitari indebitamente esentati negli scorsi anni. Stiamo parlando in questo momento credo anni 2017-2018. Quindi noi chiediamo che Regione Lombardia intervenga così come aveva anticipato in precedenza con una verifica di quelle che sono le sanzioni arrivate ai cittadini, che vengano eliminate le sanzioni aggiuntive e che venga semplificato il sistema di rilevazione di quelli che sono i redditi, per davvero dare un servizio ai cittadini, ai pensionati e disoccupati che oggi si trovano sanzionati. Ma sì, laddove si dovesse verificare che effettivamente c'è un errore nell'applicazione dell'esenzione dei ticket, almeno la rateizzazione, perché stiamo parlando di fasce deboli, parliamo di pensionati, parliamo soprattutto di disoccupati che sicuramente nella stragrande maggioranza in buona fede hanno acceduto a questo tipo di esenzioni, che peraltro non sono di facile comprensione, nel senso che non è di tutti e da tutti capire quali sono i meccanismi legati al reddito familiare piuttosto che al reddito di disoccupazione, o addirittura ad essere considerati o meno disoccupati o no, perché c'è anche questo tipo di problematica. Il tema riguarda migliaia di persone che hanno ricevuto in questi mesi le lettere di ATS, che è il soggetto contestatore del mancato pagamento della prestazione. Migliaia di persone si sono viste arrivare una lettera dove oltre al ticket gli viene contestato sanzioni e interessi, e quindi sostanzialmente un raddoppio del costo della prestazione. A volte si parla di 50 euro, a volte di 500 e a volte di 1000, quindi anche somme ingenti. Noi chiediamo alla Regione Lombardia di mettere mano a questa normativa in maniera da renderla agibile e esigibile anche ai cittadini meno propensi all'utilizzo di strumenti informatici e quant'altro. E chiediamo oltretutto ad ATS di essere più portata ad ascolto e al ricevimento degli utenti, perché molti chiedono di essere ascoltati o uditi e poi invece non si riesce. Invitiamo pertanto tutti coloro i quali hanno problematiche di questo genere a rivolgersi tranquillamente ai nostri uffici che utilizzeremo per fare da tramite tra l'ATS e gli utenti stessi.